Ciao a tutti, io sono Chiara, lei è Ghost Venice e dietro alle videocamere stasera abbiamo Sabina e Dario. Ciao ciao. E questa sera siamo in una casa privata grazie a una segnalazione che ci è arrivata da un gruppo di Facebook, storie di fantasmi e paranormale, da parte di Manuela e Lucio. Buonasera, ciao a tutti. Ciao a tutti. Poi praticamente hanno mandato un video in cui si vede proprio un'ombra, diciamo, una sorta di figura evanescente bianca che dall'esterno della loro casa si vede che percorre un piccolo percorso e lascia dietro di sé una scia. Noi ovviamente non sappiamo chi sia, cosa sia, abbiamo solo potuto presupporre che fosse una persona che è venuta a mancare e che andava a prendersi il giornale. Da notare il fatto che ogni giorno a parte la domenica, ogni mattina a parte la domenica, questo evento si ripete alle 5:54. Che dire, lasciamo la parola a Manuela che magari ci racconta qualcosa in più della casa. Questa casa deve dirti Giulia, questa casa non io. Sì, Lucio? la Sì. casa l'ho comparata in progetto, Sì, era ancora da però- essere costruita. Però quando l'hanno eretta, quando sono venuto qui, che ho fatto l'acquisto degli scuri, ho visto dei bambini che mi hanno chiesto se avevo una figlia che abitava qua. No, gli ho detto, poi non abita nessuno qua, ho detto, la casa è nuova, perciò questo mi ha lasciato un po' perplesso perché c'era una persona che entrava in casa, non so chi sia, come faceva entrare perché la casa era chiusa e allora poi abbiamo, come si può dire? Poi ci siamo sposati nel 98. Sì, abbiamo indagato, poi però dopo un po' ho lasciato tutto perdere perché non c'erano più bambini che veniva a chiedere di questa bambina che veniva dentro in casa. E ve l'hanno anche descritta la bambina? Sì, gli hanno descritta mia figlia perché quando sono venuta io a vivere qua con lui, che ci siamo sposati, sono venuta qua nel 98 con Samantha, che aveva 10 anni, 11, lei è andata a giocare al parchetto e gli hanno chiesto dov'è tua sorella. Samantha fa, io non ho sorelle. Come no, ha detto, ma vive, no, come non è sorella? Sì che vive là con te, la bambina, quella con la bambola. No, ho detto, cioè, no, non so nessuno, fa mia figlia. È venuta a casa diretta piangendo, mamma, ma da che? Mi hanno detto che c'è qua dentro io una sorella, una bambina che vive qui. E là ha cominciato ad aver paura. Questa bambina, questa bambola, queste trecce, non ho capito, capelli lunghi neri, però non c'era nessuno qua. Ma loro hanno convinti, venivano a suonare il campanello, dov'è la bambina che è con te? Ma qua non c'è nessuno. Sì. Certo. Sì. E dopo ci sono stati altri eventi. Il frigo. Sì, abbiamo fatto più o meno caso perché non è che sia molto, sono più scettico su queste cose finché non ho una prova. Certo. E l'abbiamo avuta poco tempo fa che guardando le telecamere, perché dovevamo guardare che c'era una persona che... Sì, quello che ha detto lei prima. Tornando al tuo discorso di prima di Chiara, che strisciava le macchine, abbiamo visto questo... Siamo imbattuti in quel video. In quel video, come posso dire, che Siamo rimasti era un una po' persona, così. come si dice, di una persona che... Non te lo so spiegare, una persona, una presenza, una presenza che usciva dalla stradina e passava davanti a casa mia. In quel momento abbiamo fatto una risata, guarda questo qui, ma poi ripensandoci, guardando la sera dopo la stessa cosa, la sera dopo siamo andati a guardare e poi cambiava, passa. cioè non era più la stessa o si vedeva una scia di fumo di bianco, Bianca che oppure si vedeva come questa sera o l'altra sera che abbiamo guardato era più piccolo. Ok. Cioè, era più piccolo. allora, arriva alzandosi in sì. alto, perché hai visto, arriva in alto, fa la curva, si abbassa e poi corre e va via. Correva via. E qua un attimo, ci pensi un po' sopra. Dopo. Sì. E così abbiamo, Ma non ce n'è mia più. moglie l'ha messo in Facebook Sì, e abbiamo là. conosciuto queste persone e adesso sono qua per un attimo fare una ricerca o qualcosa, veda se c'è qualcosa. Beh, di sicuro già stiamo sentendo cose. Sì che Sono sensazioni un po' indescrivibili, no? Perché
come dicevamo, parlavamo prima quando ci siamo conosciuti, insomma ci siamo presentati. Noi siamo più o meno abituati alle situazioni in cui possono esserci entità, possono non esserci. Sì, entità, presenze, esseri. Però già appena entrati ci siamo sentiti soffocare. Comunque anche adesso abbiamo sentito io e lei dei colpi tutte e due, non c'è nessuno. Tante sensazioni strane, ecco. Un pomeriggio stavo accarezzando il gatto che era sopra il divano. A un certo punto rizza tutto il pelo, fa una coda grossa e guarda verso la porta d'entrata sull'angolo delle scale che va su e comincia a parlare, cioè a fare urli e soffi. È caduto dal divano e poverino si è anche fatto male una zampa e poi gridava perché dal dolore molto probabilmente nella zampa gridava e soffiava e poi è andato via, si è calmato. Il giorno dopo invece a me avevo la porta della dispensa. Io ero là che stavo lavando i piatti, diciamo, stavo sciacquando 2 piatti. A un certo punto la vedo proprio uscire fuori, scagliare fuori le bustine di ketchup, tutto il pacco intero, uscire e sbalzare e andare a finire là. Sì, quello sì. Veramente là sono rimasta, cioè ho dovuto chiamare lui perché pensavo fosse stato lui e lui usciva dall'altra parte di là. Sì, c'è stato un altro evento che ci raccontavate del pendaglio. Avevamo dei pendagli che erano attaccati, erano presi il mangiavento con delle campanelline di vetro. Io non so neanche come, sono molto alte, perciò è un po' impossibile che uno possa, cioè io non ci arrivo, lui non ci arriva. Tutto su un colpo, eravamo seduti sul divano, qualcuno con una mano, non lo so cosa, le ha fatte balzare tutte in avanti, era visto tutto che si muoveva avanti e indietro, poi si sono fermati di colpo. E neanche una di rotta? Neanche una di rotta. E sì che era vito fragile, praticamente se qualcuno... uno che ti dà una manata. Ma una manata era quella, una manata. E l'ultimo evento è stato del gatto in cucina. Giusto? Il gatto in cucina un colpo alle 8 del mattino che ha fatto che piangeva, urlava e soffiava e siamo venuti giù e usciva da di là e guardava di là dalla porta, non c'era nessuno. E l'altra mattina alle 5:30 soffiare, urlare, sono venuti giù, non c'era nessuno. Lui si è calmato. 5:30 è l'orario. Di quello che anche l'orario fatalità. Perché ho collegato che da quando abbiamo visto quello sono successe queste cose qua. Perché prima più che altro l'orario. L'orario sì. Perché noi comunque pensiamo che non siano collegate le due cose. No, non lo so, ma che non credo che lui possa sapere che io lo guardo con la telecamera, oddio mio. No, non credo. Sto avendo di quelle sensazioni, lo dico, cioè di uno che è ruzzolato giù dalle scale, è morto e adesso spaventa tutti. Qua? Sì. Che te lo dicevo su, te lo dicevo. Sì, me l'hai detto anche prima, sì. È solo che non riesce a camminare bene, è tipo deforme. Andiamo su un attimo che così. Sì. Facci stare. Vado, ti porto io. No, è la tua. Vabbè, via. Accendo. Perché dopo io volevo mettere una videocamera là che guarda verso su. Hai visto che c'è uno specchio? Sono io. È buono. Non ci sto io. Questi sono i miei gatti. Venendo su mi è venuta una botta di mal di testa. Là c'è. Io qua sto Teo. avendo caldissimo. Eh? Sto avendo caldissimo. Mi manca, sai, Com'è? Sto avendo la respirazione qua? Ah, è più pesante su. Facciamo intanto. Qua dormo io. Quella è la camera della Samantha dove dormiva lei. Prova ad andare dentro. Questa? Sì, Questa? Quella gratis, sì. Questa? No, questa. No, tranquilla. Quella. Questa è la camera dove dormiva Samantha. Facci dormire Lucio. pesante qua.
Pesante. 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 Mettiamo qua che guarda. Lo specchio che hai messo giù dalla scala. Lo specchio che ho messo giù dalla scala è proprio perché se il male ritorna indietro a quello che arrivano. E anche quando uno davanti, e se tu guardi dalla porta, quando tu apri la porta ce n'è uno direttamente di fronte alla porta, perciò quello che entra, se ha intenzioni brutte, gli ritornano indietro. Però lo specchio è anche un portale. Lo so, però e difatti anche questi sono portali a occhio, però con le luci. Quali? Queste qua riflettendo su là sono portali. Li chiamano? Cosa è stato? È Lucio. Non lo so, Lucio, no, Lucio è fermo. Non so cosa dirti io, no? Qua non credo, qua ha dormito mia mamma, è viva. Cosa senti? Qua ha dormito mia mamma. No, qua è più pacifica di là. Perché è stata messa a posto per quello. È più pacifica. L'unica stanzetta qua non è mai venuto nessuno. Messa a posto in che senso? Nel senso che è stata benedetta, le ho fatto di tutto a questa. Mi ho portato di quel sale qua dentro. Questa la tieni bene, perciò secondo te se io mi trasferisco di qua è meglio? Rispetto a di là? Ah, Aspetta, lasciamo tutto. ecco perché non mi vanno bene le cose. Mi posso portare dietro anche il gatto? Sì. Non attente delle volte. E lo passo qui su questa camera. 100.000 volte meglio, aspetta di là. La differenza tra quella e questa, qual è quella più pesante? Tra Quella è questa? Sì, Questa qua. dormiva dove aveva problemi mia figlia e Lucio. Mettiamo anche una Io icona di lascio. là. Eppure che sia morto qualcuno qua, facendo le scale. Io costruendole. Eccolo là, anch'io l'ho pensata la stessa cosa. Non si sa di notizie di... Devi chiedere a Lucio in un Nella cielo. costruzione della casa, dici? Io ero a Feltre. Io... Non lo so, bisogna domandare a Lucio qua. O in questa o in quelle vicino, che sia morto qualcuno beh, sono palese in un attaccate. cantiere. Oh Maria. Ma qua è molto più forte rispetto alle altre cose, agli altri posti. Io non sto bene qua. Non stai bene qua. I brividi. Ho un mal di testa, ma un mal di testa... testa ovattata. Ti viene da rigettare? No. Però A sento me sì. una compressione qua. Sì. Come pesante qua. Fatica a È quello che respirare. sento io. Mal di testa, ma mal di testa. Qua. C'ha male il cuore, come? Non so. Dimmi se no ci vedo un telo. E spegnere anche la Cosa? TV, si può con la corrente. Sai cosa faccio? Ti va bene? Ma di testa, ragazzi. Mal di Hai una testa. candela che posso usare? Hai mal di testa anche tu? Hai una candela che posso usare? Bianca possibilmente? Sì, le ho messe fuori, le ho anche messe fuori. Basta che dopo la butti via. Quando... Voglio provare a fare una cosa. Sì. Ah sì, vuoi vedere come va la fiammella? Voglio provare a chiedere delle cose. Ci sono luci qua o no? Devi farla qua, sta No. cosa o giù? La voglio fare qua. Si è acceso questo? Sì. Qua però devo rifarlo? Qua. Si è acceso ancora? No, basta. Fermo, Colpi sono sono? un becco. Ma a parte No, che- io non faccio niente, Lucio sta fermo. No, Lucio è fermo. C'erano i colpi dal bagno? No. Comunque questa è andata a 1. Quello che scende. Peccato che prenda un pochino sta candela. Mi sta dicendo che c'è qualcuno qui, gli sto chiedendo dov'è, mi indica così.
È strano che abbia questa lama, non è fatta per la punta, è una lama. È fatta a forma di cerchio. È aperta all'interno. Sì. O sbaglio? Appunto. Male, dopo stai diventando di cosa sta facendo. E mi indica di qua, lo specchio. Chiara, la possiamo lasciare accesa fino alla fine e vedere cosa... Ho paura che cada. No, la mettiamo su, ma non qua. La mettiamo in una parte da qualche parte con un piattino e vediamo se crea anche una forma, vedere cosa... Prova a fare una richiesta di lasciarci un messaggio attraverso la candela e vediamo se crea una forma sciogliendosi. Quanti siete? Non mi piace per niente sta cosa. Almeno in 6. Cosa? Almeno in 6. Mentre io ne ho contati 6. Ecco. Perché me ne ha fatti 2 così, 2 e 2. Però sta bruciando malissimo, cioè male, nel senso non è un'unica fiamma. Io da qua non riesco a vederlo. E da qua. Cioè si divide in 2? In 3. Fa praticamente così e così. Maria. E ripeto, non è... cioè dovrebbe essere dritta. Io quando faccio le richieste trattengo il respiro perché non voglio... infatti. Perché io da qua non vedo un continua a cavolo. buttarsi di là. Ma anche se la riprendo, È totalmente... con il riflesso non si vede. Se io tolgo il night shot. Ecco. Io non so, Se volete... non sto bene per niente. Se volete la portiamo giù. Portiamolo giù. Stai male? Non sto bene. Però, vabbè. Andiamo giù? Sì. Ma questa è tutta l'ansia. No, Mino non è ansia, perché giù sto bene, ma su non sto bene per niente. Non sta bene, non stanno bene su. Che pesantezza anche il mio adesso, veramente. Io spero che adesso mi passi un attimo qua, spero. Vuoi un po' d'acqua, vuoi qualcosa di fresco? Sì, grazie. Io mi siedo un secondo perché... Siediti, ma ci mancherebbe acqua. Cioè, sto tremando. Ah, anche Dario l'ho visto strano, Dario. Hai visto? Tutte sensazioni che ho visto in questa casa. Mi dispiace partire. Mi viene da piangere. Mendigo.